Questa figura che voi vedete è un libretto che ho ricavato nel trasloco del laboratorio di qualche anno fa e risale al 1930 e riguarda i laboratori provinciali di igiene e profilassi di Padova. Perché vi faccio vedere questo? Perché noi deriviamo proprio da questo tipo di laboratorio. La microbiologia ambientale, ma anche la microbiologia clinica nasce da questi laboratori. Solo la microbiologia ospedaliera è nata negli anni 60, quindi tutte le analisi sia delle acque sia dell'uomo della microbiologia venivano fatte in questi laboratori. E io sono stato assunto nel 93 come ospedaliere e ho lavorato in questo laboratorio. Poi nel 93 c'è stato il referendum dove le competenze ambientali sono state tolte, diciamo, dall'azienda sanitaria e quindi siamo diventati ARPAV. Perché vi dico questo? Perché molti ci conoscono come meteorologi, come non lo so cosa e altre cose, ma nessuno si ricorda che siamo fondamentalmente nati come, per quanto riguarda l'aspetto microbiologico, proprio come microbiologi. Allora, cosa facciamo noi in ARPA? Facciamo una cosa molto veloce, parliamo di acque, facciamo tante altre cose, facciamo controlli su fanghi, compost, eccetera, ma oggi parliamo di acque. Le matrici che analizziamo dal punto di vista microbiologico sono le acque destinate al consumo umano e quindi qua ne abbiamo parlato di acquedotti, acque minerali, di piscina, di balneazioni, acque superficiali, quindi fiumi, laghi, le acque reflue, acque per l'utilizzo di dialisi, acque per ricerca legionella, cosa molto importante, e soprattutto poi, se ho tempo, vi faccio vedere qualche slide sull'analisi che noi facciamo della ricerca del SARS-CoV-2 nelle acque reflue, la ricerca del poliovirus e dell'antibiotico resistenza. Quindi sono tutti argomenti che a voi interessano particolarmente, che sono poco ed è poco conosciuto, perché credo che voi non sappiate che noi facciamo la ricerca del SARS-CoV-2 tutte le settimane per tutti gli acquedotti del Veneto e noi vediamo la concentrazione proprio del virus, perché è come se noi facessimo 100-200 tamponi contemporaneamente alle persone, invece noi calcoliamo la concentrazione di virus che entrano nelle acque reflue. Il grafico però ce l'ho alla fine, dopo vediamo. Allora, facciamo una cosa, le leggi per noi sono fondamentali, no? Quindi noi lavoriamo con la normativa, a differenza vostra che lavorate con il paziente, quindi fate fare l'analisi in base a quelle che sono le patologie. Noi dobbiamo rispettare la normativa e la normativa dice che le acque destinate al consumo umano, così si chiamano, non acque potabili, acque destinate al consumo umano, non devono avere Escherichia coli ed enterococchi intestinali su una quantità di 100 ml. Questa è la regola fondamentale, obbligatoria. Quindi quando i colleghi del Servizio di Igiene Pubblica, del SIAN, delle USA vanno a fare i campionamenti e portano a noi le acque, noi facciamo questa analisi che è fondamentale. Voi vedete questi parametri su 100 ml perché, vi spiego velocemente, noi filtriamo 100 ml su imbuti sterili, il filtro viene appoggiato su un terreno di coltura, un agar, viene messo a incubare e poi noi il giorno dopo 2 giorni, contiamo le colonie piccole ed ecco perché viene detto unità formanti colonie su 100 ml. Ecco, questo per noi è una unità di misura fondamentale. Poi esistono anche le acque in bottiglia, anche qua questa è un'anomalia un po' italiana, no? Nel senso che noi o beviamo l'acqua di rubinetto o beviamo l'acqua minerale. In realtà se noi andiamo all'estero, voi siete andati sicuramente all'estero, notate che nei supermercati oltre all'acqua minerale che costa come un vino, una birra, vendono i bottiglioni da 5 litri e sono le acque potabili, acque destinate al consumo umano imbottigliate, che sono cose diverse rispetto alle acque minerali. Ricordiamoci che l'acqua minerale è un alimento, è importante ricordarsi questo, e l'acqua destinata al consumo umano è un'altra cosa. Quindi quando noi facciamo l'analisi sui bottiglioni dobbiamo farlo su 250 ml.
Perché cerchiamo le Escherichia coli e gli enterococchi intestinali? Perché allora, quando noi parliamo di Escherichia coli, voi non dovete pensare alle Escherichia coli O157, l'enteropatogeno, eccetera, eccetera. Per noi l'Escherichia coli è il classico batterio che vive nell'intestino ed è il nostro segnale. Cioè, se noi troviamo Escherichia coli in un alimento, in un'acqua, vuol dire che c'è una contaminazione fecale e vuol dire che se c'è l'Escherichia coli ci può essere di tutto, ci può essere la salmonella, ci può essere il Campylobacter, il norovirus, eccetera, eccetera. È un segnale fantastico perché è un batterio che non cresce in ambiente, nell'ambiente ci vive a seconda poi della tipologia della materia, si può vivere 30 giorni, 20 giorni, 40 giorni, ma non ha una vita molto lunga, per cui quando noi troviamo l'Escherichia coli vuol dire che c'è un inquinamento fecale recente. Le enterococchi intestinali sono simili, ma hanno una caratteristica che sono, diciamo, che resistono un po' di più ai trattamenti di clorazione, ai trattamenti che vengono fatti proprio dagli acquedotti per eliminare questo tipo di batteri. Quindi ecco il significato di questi due batteri che sono fondamentali. Altri parametri che vengono ricercati sempre dalla normativa, che non sono obbligatori ma che vengono richiesti a discrezione dell'autorità sanitaria, sono il conteggio delle colonie a 22, cioè il totale, i batteri coliformi e il Clostridium perfringens, spore comprese. Non mi posso soffermare a spiegarvi tutto perché altrimenti non finisco più, però mi soffermo soltanto sui batteri coliformi. I batteri coliformi sono per noi batteri diciamo che appartengono alla famiglia delle Enterobatteriaceae, che per noi rappresentano una contaminazione invece ambientale, non fecale. Fino a qualche anno fa si pensava che derivassero anche a livello fecale, poi invece si è visto che deriva un po', come dire, la sporcizia. A noi succede, facendo le analisi per esempio delle acque sulle Dolomiti, sulla Pedemontana, che quando piove noi abbiamo a che fare con sorgenti, quindi tantissime sorgenti sulle Dolomiti. Quando piove c'è poco da fare, qualche batteri coliformi ci cascano perché vengono dal terreno, il terreno è pieno di batteri coliformi, quindi basta un po' che si muova la sorgente, cade qualche pezzettino di terra dentro e quindi i batteri coliformi ci sono. Questo non vuol dire un pericolo per la salute pubblica, tanto è vero che dopo tanti anni è stata emessa anche una circolare del 2021, che la vedete qua in basso, non so se chi non la legge, comunque ve lo dico io, che diciamo dà la possibilità di rendere lo stesso, dare l'autorizzazione a bere quest'acqua anche fino a 10 colonie, anche in presenza di 10 colonie di unità formanti colonie di batteri coliformi. Ovviamente questo lo decide l'autorità sanitaria perché deve vedere anche altri parametri chimici e vedere anche in un contesto, cioè come voi medici avete i rapporti di prova dei pazienti in base a vari risultati, date le terapie o meno, e questa è la stessa identica cosa. E questi sono quelli che vi ho detto prima, sono quelli obbligatori. La legge, sempre la normativa, l'articolo 18 del 2023, dice una cosa: le acque destinate al consumo umano non devono essere pulite, devono essere salubri, non devono contenere microrganismi, virus e parassiti né altre sostanze in qualità e concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana. E non dice altro. Cosa vuol dire questo? Che a differenza della vecchia normativa, dove facevo un elenco di batteri più o meno pericolosi, patogeni, non patogeni, poi anche sul termine di patogenicità sarebbe da discuterne, dà la possibilità all'autorità sanitaria locale, in base a quello che è lo storico, in base a quello che è l'epidemiologia, alla diffusione delle malattie, qua entrate in gioco voi, capire quali sono i batteri e i virus da ricercare negli acquedotti locali. È chiaro che noi abbiamo nella realtà veneta, è una realtà varia, perché noi partiamo dalle acque che vengono prelevate come
sentivamo prima, dei fiumi, vengono potabilizzate, acque che vengono prelevate da sottoterra, 200-300 metri, e acque che arrivano dalle Dolomiti e dalle sorgenti, quindi sono tre tipologie completamente diverse, quindi è assurdo ricercare sempre le stesse cose. E oltretutto bisogna anche pensare a quello che è il progresso, a che cosa, quali sono stati i problemi del passato. Questo elenco che voi vedete qui, questo l'ho fatto io, cioè non c'è scritto da nessuna parte. Sono tutti batteri, parassiti e virus che sono negli anni stati segnalati come cause e come problemi di tipo sanitario. Ed è qui che, appunto, ripeto, l'autorità sanitaria deve decidere che cosa fare. Tra tutti questi, Pseudomonas, Salmonella, Shigella, Vibrio, Monas, eccetera, vorrei sottolineare il nome norovirus. Dopo ne parleremo, perché il norovirus è la causa maggiore di gastroenteriti nel mondo, in Europa, in Italia, assolutamente. Quindi, ma dopo lasciamo un capitolo a parte, magari quello che mi tengo per poter poi parlare più a fondo. Un altro parametro che è stato introdotto in questa normativa sono i colifagi somatici. Non mi soffermo molto perché poi entro troppo nel particolare tecnico, comunque è un parametro, sono dei virus che infettano specie Escherichia coli e che anche questo rappresenta per noi un segnale virale. Come prima l'Escherichia coli, anche questo sono i colifagi somatici che vengono misurati soprattutto dalle acque superficiali prima dell'attingimento, e quello ci dà il segnale, il rischio eventuale in caso di elevata quantità di possibile presenza di altri virus di tipo patogeno. Però questo è il limite, ma andiamo avanti. Ecco, anche qua vi faccio un breve excursus dei parametri che vengono ricercati per legge nelle varie matrici acquose. Allora, le acque minerali, come vi ripeto, non mi soffermo ovviamente per la parte chimica, vi ricordo che è un alimento. I parametri da ricercare, c'è sempre l'Escherichia coli e gli streptococchi fecali. Sapete che è una terminologia vecchia, ma noi ci dobbiamo rifare alla legge, sono gli enterococchi fecali, intestinali anzi, adesso si chiamano così. E vedete che c'è un'attenzione particolare nella ricerca di questi batteri, e devono essere assenza in 250 ml in 2 repliche, il che vuol dire che devono essere assenti in 500 ml. La legge prevede nell'acqua minerale la ricerca però anche sempre costante di anaerobi, sporigeni, solfitoriduttori, Staphylococcus aureus, Pseudomonas, e pone dei limiti sulle cariche microbiche. Piscine uso natatorio, vedete sempre che ci sono gli Escherichia coli e gli enterococchi come sale che devono sempre essere assenti. Non mi soffermo su questi argomenti, magari in un altro tema, perché se volete poi mi fate domande, ma non voglio uscire da quello che è il mondo delle acque potabili. Acque di balneazione, noi facciamo nel periodo stagionale da maggio a settembre ogni mese 180 punti di campionamento per la balneazione. Le facciamo, la ricerca prevede i soliti parametri Escherichia coli e enterococchi intestinali, vengono eseguite ogni mese, e questo è un lavoro molto importante perché anche a livello turistico è molto importante questo. Come vedete vi faccio notare solo una cosa così interessante. Allora, l'acqua di balneazione, acque interne sono i laghi, acque marine ovviamente è l'acqua marina salata. Nelle acque interne il parametro, il limite è 1000 UFC su 100 ml, nelle acque di piscina è 0. Cioè non ha assolutamente senso, però noi abbiamo a che fare con le normative. L'acqua marina fa 500. Ma l'acqua marina però ha il sale, e quindi è una cosa di... Lago cambia pochetto. Esatto, però questa è la normativa, è così, no? Perché questo è giusto che voi lo sappiate. Allora, vorrei soffermarmi sul norovirus perché vedo che è una cosa abbastanza
che diciamo che è sottostimata. 10 anni fa ad un corso che ho seguito all'Istituto Superiore di Sanità risultava che la Slovenia aveva più casi di norovirus che l'Italia. Ora è chiaro che non è così. La Slovenia ricercava il norovirus, lo trovava e lo segnava. In Italia, nelle tossificazioni alimentari, si cercava la salmonella, forse il Campylobacter, forse, e basta, e non esisteva il norovirus. In realtà esisteva, ma non si ricercava e non c'era la cultura. Se voi vedete i dati a livello mondiale sono enormi, 685 milioni di casi di gastroenteriti, 200 milioni di bambini, 50 milioni di morti infantili. Gli Stati Uniti, che ovviamente gli Stati Uniti, che loro stanno molto attenti con l'epidemiologia, hanno dati, allora il 58% è la causa di malattie di origine alimentari, 900 decessi, 109.000 ricoveri, 465.000 visite al pronto soccorso, eccetera, eccetera. Insomma, cosa vuol dire per loro? Vuol dire spendere 2 miliardi di dollari all'anno, e quindi è un problema, perché quello è il problema alla fine, è un problema economico. Vi ricordo un attimo quelle che sono le caratteristiche di questo del norovirus. Poi vanno anche di moda i virus ultimamente, quindi direi che considerato il Covid. Ha la caratteristica di essere altamente contagioso, cioè 10-100 particelle virali per infettare qualcuno. Il tempo che intercorre tra l'infezione e la comparsa dei sintomi è intorno alle 12-48, io sarei più sui 12-24 ore. La caratteristica poi tipica del norovirus è ci si ammala, vomito, malessere, un po' di diarrea, poca febbre e soprattutto quello che è incredibile è la guarigione nel giro di 24-48 ore, cioè dopo 24 ore stai meglio, dopo 48 ore stai benissimo. Cioè, quindi uno può fare la diagnosi anche soltanto attraverso i sintomi. La caratteristica del norovirus è proprio questa diffusione che è incredibile. Io vi vorrei raccontare un paio di episodi che mi sono successi, forse nel 2000, adesso non mi ricordo, 2018, la sanità marittima mi chiama e mi dice: guarda, vorrei venire a prendere dei tamponi per farli sulle superfici di una nave perché c'è gente che è stata male, nella nave sono state male 200 persone, eccetera, eccetera. Poi sta nave è uscita e è stata male ancora gente, eccetera, eccetera. Gli domando: va bene, ok, ma cosa volete ricercare? Ma sai, salmonella. Ma che sintomi hanno avuto? E allora mi raccontano i sintomi. Praticamente dice che questa nave a Venezia facevano quei giri settimanali, no? Quindi la gente è salita, dopo 3-4 giorni comincia a starne male 1, 2, 10, 20, 30, insomma arrivano un centinaio di persone che stanno male, che vomitano dappertutto, perché nelle camere, poi dove ci sono i tappeti, queste cose qua. Vabbè. Finisce la crociera della settimana, scendono tutti con le proprie gambe, tutti stanno abbastanza bene, così salgono le persone sane, partono, dopo 2-3 giorni comincia 1, 2, 10, 20, 30, cominciano a stare male tutti, a vomitare di nuovo, la nave approda, gli scendono tutti, a quel punto mi chiamano appunto, mi dicono: guarda che dobbiamo fare questa indagine, così. Altra cosa che hai fatto: avete fatto fare le coproculture? E qua andiamo al dunque. Le coproculture sono fondamentali e oltre ai sintomi la cosa mi puzzava e ho detto: siccome poi è difficile andare a vedere l'alimento, l'acqua, eccetera, è importante che dalle feci si faccia l'analisi, perché è da là che si capisce che cosa ha avuto.
per cui siamo riusciti a far raccogliere almeno 10 campioni di feci su queste centinaia di persone. Il laboratorio però all'ospedale di Venezia e di Mestre non facevano ancora la ricerca del norovirus, quindi le ho fatte portare all'ospedale di Treviso, fatta la coprocultura, la ricerca del norovirus con biologia molecolare, erano tutti positivi. Allora a quel punto la nave si è fermata, hanno fatto una disinfestazione, non so cosa hanno fatto, perché là dovevano eliminare tutto. Perché questo? Perché il virus ha una capacità di resistere a livello ambientale che è incredibile. E quando, questo è brutto dirlo, però quando la gente vomita per terra, vomita sulla moquette, sui tappeti, sulle coperte, eccetera, tu puoi anche pulirle, ma il virus rimane là fermo. Dopo un po', quando si asciuga, c'è proprio la polvere, se tu batti per terra come con i tappeti, vediamo che si alza la polvere, quella basta una bassa carica infettante di virus, la respiri e ricomincia il ciclo. Questo è successo, sono casi anche di un albergo del Trentino Alto Adige, la stessa cosa, era proprio un tappeto nella hall dove la gente continuava, entrava e stava male finché hanno scoperto che era quel tappeto che era pieno di norovirus. Altro caso dell'estate scorsa è stato del Torre del Benaco. Io non so se avete seguito, c'è stata una grossa tossinfezione alimentare e lì è stata veramente una coincidenza sfortunata, un po' di tutto. C'è stata una grossissima pioggia per cui il depuratore non è riuscito a tenere e si è sversato il materiale del depuratore sul lago, ma sul lago l'acquedotto prelevava l'acqua dell'acqua per essere potabilizzata, ma contemporaneamente si era rotto anche l'impianto di clorazione, quindi praticamente dal depuratore l'acqua è andata nel lago, la gente apriva i rubinetti e ha bevuto di tutto. E lì, siccome c'era il norovirus, è stata una cosa devastante, ha avuto un impatto anche mediatico importante, c'era il turismo, poi c'è stata anche una riunione in regione dove è stato affrontato l'argomento. Questo per dire che il norovirus è da fare parecchia attenzione, ed è da fare attenzione. Io ho preso questa tabella che non so se ha poca importanza il dettaglio di quello che c'è in questa tabella. Io quello che voglio farvi ricordare è questo, di stare attenti alle persone che hanno il gastroenteriti, che stanno male, oltre a fare proprio chiedere quali sono i sintomi, il tempo, il sospetto tempo che è intercorso dall'ingestione dell'alimento, dell'acqua ai sintomi, soprattutto far fare la coprocultura. Ma per coprocultura intendo la ricerca specifica dei batteri. Ogni batterio ha le sue caratteristiche. Vi ho detto quella del norovirus, ma potrei dirvi la salmonella, quella la sappiamo tutti, la salmonella dà soprattutto febbre, ha un'incubazione di 24-48 ore, però il prefrigens, per esempio, quella dà soltanto sintomi da diarrea, crampi addominali, non dà febbre e la dà dopo 8-12 ore. Cioè ogni batterio ha i suoi sintomi. Io vi suggerisco, quando fate fare la coprocultura, di segnare anche qual è il batterio che volete ricercare, perché non so come sia adesso, ma ci sono alcuni laboratori che fanno l'analisi e scrivono coprocultura negativa. Ma cosa vuol dire coprocultura negativa? Per quali batteri? Per quali virus? Che questo è una cosa importante. Questa è nel preparare queste slide sono andato a ricercare una cosa vecchissima. Praticamente nel nostro laboratorio, fin tanto che c'è stato questo referendum che ha scorporato i laboratori sanitari da quelli ambientali, noi avevamo due stanze: la stanza della microbiologia degli alimenti e delle acque potabili e la stanza delle coproculture. Quindi facevamo l'analisi. Quando c'erano tossinfezioni alimentari arrivava tutto il laboratorio da noi, e quindi facevamo una tabella in base ai sintomi, tutto quanto, eccetera eccetera,
facevamo le ricerche mirate ed era una cosa che funzionava molto molto bene, come sta succedendo in più casi, come si dice, era meglio una volta. Allora, come sono quei tempi? 5 minuti. Allora, 5 minuti, perfetto. Con il decreto 18 del 2023 è stata introdotta la ricerca della legionella nelle acque destinate al consumo umano. Perché questo? Perché si è visto che l'incidenza dei casi di legionellosi è decisamente aumentata negli ultimi anni. Quindi i gestori della distribuzione idrica interna, cioè quella che hanno la responsabilità degli edifici, dovranno anche gestire questo pericolo, che non è più un problema degli enti gestori degli acquedotti, anche perché non c'è mai là il problema è sempre a livello di distribuzione, delle incrostazioni, dei doccioni, eccetera, eccetera. Quindi sarà responsabilità di chi è il direttore, che ne so, il dottore sanitario degli RSA, eccetera, eccetera, che dovranno gestire questo problema. Il limite posto è di 1000 unità formanti colonie su litro per la legionella, ma non vi entro nel dettaglio perché questo merita un approfondimento a parte, anche se mi sembra che ci sia un intervento del SISP dell'Ustre oggi, o vedevo il titolo, non so se poi si parla di legionella, ma merita un argomento a parte. Non vi dico che cos'è la legionella perché lo sapete ovviamente, però vi posso far vedere questa tabella che l'ho presa dai rapporti ISTISA, dall'Istituto Superiore di Sanità, e vi fa vedere il numero di casi dal 97 al 2022. Insomma è evidente, lasciamo perdere quel 2020 del Covid che scende un pochettino, ma direi che è evidente. Anche qua sono altre tabelle sulle legionelle, questo tratta un po' quali sono i casi della distribuzione dei casi. Ecco, due parole solo sul progetto SARI, sorveglianza ambientale dei reflui in Italia. Praticamente con l'episodio del Covid, tutto il mondo si è mosso per cercare di indagare il più possibile questo problema e senza farvi tanto la storia, che sarebbe comunque interessante, vi dico che adesso noi tutte le settimane in associazione, cioè è un progetto nazionale europeo, a dire la verità, ma insomma vi parlo del Veneto, il Veneto insieme all'Università e l'ARPA insieme all'Università di Padova, noi controlliamo, monitoriamo tutte le settimane l'acqua in entrata ai depuratori delle città più grosse per vedere qual è l'andamento di concentrazione del virus. Questo permette di, anticipare di circa una settimana, 2 settimane, quella che è l'ondata che poi voi vedete con i pazienti. E difatti, se noi andiamo a vedere, adesso vi facciamo veloce, inutile queste cose qui ormai. Ecco, vi faccio vedere quello di Verona, forse questi sono un grafico che è l'ultimo periodo, non fatto tutti i 3-4 anni, ma abbiamo preso solo l'ultimo periodo. Il 13 marzo è la prima data, che in marzo casi non ne avevate, immagino, spero, se è così. Si vede come a fine giugno, qua c'è una data sbagliata, il 28 febbraio 2024, ma è sbagliata. Comunque a fine giugno, a giugno, maggio-giugno incomincia a muoversi quell'ondata che adesso stiamo ancora vivendo, e vedete come a luglio i valori erano molto alti e sono rimasti abbastanza stabili anche ad oggi. Verona
grosso modo questo è l'andamento, questi picchi che voi vedete, alto, basso, voi dovete vedere l'andamento perché il problema è analitico. Dovete tenere conto che noi facciamo l'analisi del SARS-CoV-2 nelle acque reflue in entrata, quindi là c'è il mondo. Cioè batteri, virus, protozoi, sostanze chimiche, di tutto, quindi c'è un'instabilità proprio della materia prima, quindi per noi è molto difficile, è un'analisi molto lunga, cioè ci mettiamo tutta la giornata per fare questa analisi qua e quindi l'importante è quello che è l'andamento. Facciamo anche la ricerca del poliovirus perché soprattutto con la guerra in Ucraina, quando sono incominciati dall'Ucraina a venire in Europa e in Italia, si sospettava, perché c'erano stati dei casi di poliovirus in Ucraina, che ci fosse una diffusione, quindi facciamo questo controllo e ultimo ci stiamo attrezzando per fare il controllo proprio della diffusione di batteri dell'antibiotico resistenza. Lo faremo con 2 sistemi, partirà il progetto, un progetto nazionale e regionale. A fine anno noi ricercheremo i batteri proprio a livello culturale, la ricerca di batteri con particolari resistenze e un aspetto e una tecnica genetica con la biologia molecolare. I risultati li vedremo magari fra qualche anno.